Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Siamo tornati su Fly Simulator con la carriera comendiana Pilot Life in una maniera curiosa e meravigliosa. Siamo a Strasburgo, tappa di oggi, Strasburgo-Roma. E ragazzi, a Strasburgo piove. It's incredible. Pioggia non torrenziale, ma pioggia importante in quel di Strasburgo. Dobbiamo arrivare a Roma Fiumicino, sono le 13:50, ora di Strasburgo, ma vabbè, insomma, curiosità comendiale. Ci dovremmo mettere massimo un'oretta e mezza per arrivare a Roma, appunto. Pioggia importante, abbiamo fatto... c'è solo un... non c'è molto, diciamo, non abbiamo molti aerei imparcheggiati, questo va bene. Ok, intanto... la gente, abbiamo preso da prendere anche GSX, ragazzi, appena possibile lo prende, tanto ci spariamo questo. Stavo... io ero già con quella... eccola qua. La quota di crociera è 360. Volotia. Pioggia... c'è una bella perturbazione qui a Strasburgo. Non me l'aspettavo, onestamente. Ok. Volotia. Good day, sì, good day, grazie. Molto bene. Molto bene. Cominciamo il rullaggio. Abbiamo caricato bagagli, caricato passeggeri. Velodia. Chilo e papa, ragazzi. Chilo e papa. E pioggia leggerissima proprio. Ok. Taxi. Velodia. Non ci sono aerei qua, vediamo un attimo. Allora, qua abbiamo la... oddio. Guarda quanta gente c'è. Oh, c'è un nostro amico, Volotea, Laurent Poulain, ragazzi. Grande amico Laurent Poulain. E qua un altro. No, però aspetta un attimo, dobbiamo capire chi c'è con noi. Gonzalo. Ma, però non mi dà che volo... vabbè. Ok, questo è il nostro volo, scusate raga. Ok, Strasburgo Airport, France, Lirfe Roma, Leonardo da Vinci Fiumicino. Perfetto, voglio far vedere un attimo qua. Qua abbiamo le schede. Dopo ci sarà Bordeaux, Strasburgo, Alicante, Asturias, Tolosa, Tenerife, Catania, Ancona. Ora ve lo dico già, ci spariamo. Alicante, Asturias sicuro. E... Tolosa, Tenerife non credo perché è anche un volo lungo. E Catania, Ancona sicuramente. Adesso però le bestemmie cumendiane, guardate, 95, 98, 98, 97, cioè sto inanellando solo un errore o nel taxi o nella GeForce dell'atterraggio, cioè una sfiga dopo l'altra. Qua invece siamo a Strasburgo Airport, condizioni mi dà pioggia, eccole qua. C'è pioggia, effettivamente non ci sono aerei in zona. C'è proprio un volotea, incredibilmente. Oh yes, baby, oh yes. C'è proprio il volo. E qua abbiamo il nostro aeroporto, però privo di gente. Ok. Infatti, effettivamente, anche qua nel radar... abbiamo sì, non abbiamo nulla in atterraggio, in decollo. Perfetto, tutto regolare. Io direi di partire. La mia pioggia iper leggera. Ok, qua abbiamo, vediamo un attimo. Ok, verso sinistra. Ok. Push cazzo, signori. Vai. Strasbourg ground Volotia 7 requesting pushback. Volotia 7 pushback request accepted. Molto bene. Ok.
E vai in demo. Togliamo i freni. Qua è un aereo che fa cornice, ma non penso sia neanche, cioè non è un aereo che di sto aeroporto, diciamo. Strasbourg ground Volotia 7 requesting pushback tug to steer the Vai aircraft volo, left. vai signor volo. Volotia 7, your request has been transmitted to the operator. Molto bene, devo prenderlo GSX, ragazzi, semplicemente sto aspettando per capire delle cose, anche l'impatto sulle prestazioni, robe così, perché è chiaro che il computer è sempre un computer valido, ma comincia a sentire un po' il peso, ovviamente preso nel 2020. Ok, molto bene. Strasbourg ground Volotia 7 requesting the end of pushback. Volotia 7 request to end pushback received. Ma c'è la perturbazione, però ragazzi, qua in giro, importante. Parking brakes. Ok, cominciamo a fare le procedure di avvio. Molto bene. Possiamo semplicemente aspettare. Buono. Sarebbe bello, sarebbe quasi afrodisiaca la cosa. Un volo rapido, un'oretta. Categoria short. Non pensavi di trovare brutto tempo a Strasburgo Center. Siamo con gomme intermedie. Ok. Pian pianino. Adesso il temporale non è, diciamo, da noi, però in giro ci sono precipitazioni anche, insomma, non proprio piccolissime. Staremo a vedere il volo. Noi ci dobbiamo allineare alla pista. C'è un po' di vento, anche vedo delle segnaletiche. Calma, calma. Perché non vanno insieme. Ogni tanto, quando fare il taxi, le due manette non vanno proprio insieme. Il punto debole comediano, taxi. Se qualcuno mi può scrivere come fare un taxi senza per forza stare sulla manetta ogni secondo, mi fa un grosso favore. Ok, aspetta però. Allora. No, scusate. Strasbourg Tower Volotia 7 ready for departure runway 23 IFR to Fiume. Pronti al decollo. Traffico? A te non ci credo. Adesso. Traffico su finale. Vediamo. Ma dove? Ah, cazzo, è vero, incredibile. It's incredible, Beppe. It's incredible. Vediamo se
No, scusate. Oh yes, baby. E forse proprio... No, è un Volotea. Vediamo se è veramente il Volotea. Noi siamo qua, siamo in attesa. Pazzesco, Beppe. Pazzesco. Capite perché Flight Simulator è la cosa più devastante della storia. Ce lo gustiamo anche. Eccoci qua ragazzi, c'è anche un po' di arcobaleno. It's incredible, mamma mia. Abbiamo trovato vediamo se è il volo. Vediamo se è il Volotea. Non so se riusciamo a fare con un bel screen. Oh yes! Non ci credo. Proprio un nostro collega Volotea. Ciao. Mamma mia, che figata, che roba, che simulatore, che godimento. Ragazzi, andiamo, un problema col programma, non mi dà il timer, non capisco il perché, sinceramente, speriamo che me lo consideri come volo, se no no, peccato, non voglio riavviare perché la spettacolarità del Volotea in traffico, ciao, quindi voglio cercare di capire perché, il nostro problema forse è un bug, vediamo a fine volo se non ci siamo fatti un volo di... così, a cazzo, speriamo di no, chiaramente. Solo il timer mi dà problemi. Ok. Siamo dentro. C'è un po' di perturbazione ancora. Va, viene, va, viene. Madonna, un po' di sbandamento. Ok. E andiamo. Carrello. Ok. Good day. Non abbiamo subito il pilota automatico che non dobbiamo farlo subito, proprio subito anche no. 1,800 feet, climbing 7,000 feet. Call sign, Ream Center Altimeter 29er for continuing Orilax. Ok. Dai, andiamo, anche così se no non ci vediamo niente del paesaggio. Vai, one e two. Esternazzo Cumendiano. Salutiamo l'aeroporto. Qua piove. Perturbazione curiosa. Boh. Qua ci siamo. 1 e 2. Pioggia leggera. Boh. Sì, piove Beppe, Piove ancora. Climb and maintain 15,000 feet, Volotea 7. Volotea. Speriamo che non ci siano problemi con la registrazione del volo. Ok, qua un altro Volotea che sta atterrando, molto bene. E qua abbiamo molti voli. E vai. E andiamo, vediamo qua. Oh, alleluia, si è sbloccato, signori, si è sbloccato, meno male. Si è sbloccato e godo, libidine pura. Libidine pura. Ok, siamo in bolla allora adesso. È ufficiale. E qua lasciamo Strasburgo. Il Volotea. Vediamo l'IRF come è messo adesso. L'IRF.
Mamma mia. Vabbè, sole pieno. 17 gradi, sole pieno, ma chiaramente traffico importante troveremo. E si gode. 7.6 Velotia 7. Center Velotia 7 is passing 12,500 feet, climbing 15,000 feet. Molto bene, siamo in salita. Siamo a 1-2-0 in salita per 3-6-0 perché... Sì, lui mi dice 1-5-0 ma noi andiamo direttamente a 3-6-0. Ed eccoci qua ragazzi. Prima tappa con arrivo italiano. E si gode signori. Mamma mia che tempaccio che c'è qua però. Level 3, 60 Velotia 7. Lo devo tenere così. Ho un problema qua col volotea, non ho la livrea diciamo aggiornata, quindi se vado con uno zoom più lontano vedo i vetri viola. Però c'è un tempo un po' del cacchius. Ok. Allora siamo ormai in quota crociera. Allora vediamo. Sto brutto tempo. È qua. How well skanking knack. Ok. Va bene. Abbiamo qualche collega, qualche amico. Gonzalo Esteves Volotea. He fell half a lot. Scusate. Sono un po' andato ragazzi, dovete avere un po' di pietà. Ho avuto problemi qua. Eccoci qua, nell'ultimo volo. Un atterraggio manuale che ho cannato, se no era 100%, tutto il resto perfetto. Fuerteventura, cazzo sì. Ma in Italia non c'è nessun volo te, siamo in volo da 12 minuti. Sta buon! Madonna, c'è un traffico devastante a quest'ora. Traffico senza un senso logic. Buono. Miki. Ok, qua abbiamo tutto a posto. Va bene. Tanto nuvoloso ragazzi. Sulle... Traffico, nuvoloso, di tutto. E che balle. Un problemi con i controlli, c'è un po' di problemi ragazzi, Boh. Adesso vediamo, lunedì avrò le nuove offerte. È chiaro che vorrei andare a un 3 stelle, quindi Vueling. Però se non ho offerte allettanti in Europa rimango in volotea ragazzi, Mo ve lo dico raga, mo ve lo dico. Swiss 1737, contact Air 776 traffic is 10 o'clock 4 miles at flight level 350 Airbus. Reported day. Quando vedo la neve, quando vedo le montagne, il cume gode. Giornata bella adesso. A Roma è previsto un tempo perfetto. Vediamo se è ancora così. Roma Center. Ok, sempre 17 gradi, sole con qualche nuvoletta, qualche aereo. Vediamo che c'è un po' di traffico qua, Ryanair. Oggettivamente troviamo molto traffico. Appena atterrato da Trieste, un Ita Airways da Trieste a Roma. Anche qua un Parigi, Roma. Tanta bella robina. Qua sta atterrando adesso Olbia Roma, sempre il nostro caro e amico Volotea. Noi siamo dei bambini infelici quando vediamo Volotea volare. Adesso andiamo al nostro programmino di qua. Andiamo nella dashboard, vediamo un po' di statistiche cumendiane, che per il momento abbiamo 8 ore e 65 di volo in questa settimana, quindi abbiamo già superato il bonus delle 5 ore settimanali. Abbiamo un rating di 89,62, siamo vicini al 9, quindi questa è una cosa buona e giusta. Qua però attenzione, perché mi pareva un po' strano, si sta
aggiornando che questo non era aggiornato, cazzo, il ranking del pilota. Siamo, come si dice, verso il First Officer, primo ufficiale, siamo più di metà, mancano ancora un bel po' di voli, però ci siamo. Il salario purtroppo è basso, 27,32 all'ora. Achievement sempre 6 su 30, numero di voli 16 e ore di volo totali 22, 2.400 euro in banca. Siamo poveri ma felici. Molto bene. E ci stiamo avvicinando a grandi passi verso l'Italia. Siamo ancora sotto la torre di Zurigo Center. Ora in Italia arriviamo tra poco. Siamo praticamente in Italia, eh. Superi le montagne, siamo in Italy. Guarda che bello, guarda che roba. Ryanair 8 traffic is 9 o'clock 4 miles at flight level 215 Boeing. Inglese che è di padrelingua, chiaramente. Se no, io non sono tranquillo. AirHop 12 Molto bene, molto bene. Finalmente con la carriera level 3 arriviamo in Italia, ma qua nevica, cioè, non so, se è veramente ancora neve qua, perché siamo il 23 di marzo. In verità può essere tranquillamente, però. Allora, sono le 14:22 di sabato 23 marzo 2024, che chiaramente il meteo è in diretta e in esclusiva su Comenda Veneziano Channel. Bene. Nuvole davanti ne abbiamo, quindi sono da capire se 118 decimal sarà un clima ostile, ma non credo proprio. Adesso qua stiamo sorvolando Parma. Siamo proprio sopra Parma, signori, siamo sopra Parma Center. Pensa che bello che sarebbe stato per tutte queste cose quando registravo sul Flight Simulator X, cazzo, che dovevo pararmi le telecartine, le robe, incredibile. Qua siamo a Parma. It's incredible. E va bene. No, siamo a 44 minuti di volo compreso tutto, 39 di volo effettivo. Non è ancora iniziata la discesa, però non manca tanto, sinceramente. Qui abbiamo un po' di gente, ci saranno tanti italiani? Non credo. A Venezia non c'è nessuno. Mario McDonald me lo godo. Oreste Bellini, ciao. No, mi gasa vedere chi vola, mi gasa. Ok, Parma Center. Chiaramente non è aggiornato probabilmente al 1000esimo, perché chiaramente abbiamo già superato Parma, però va bene. Point of view delle persone. Punto di vista cumendiano. E tutto torna. Andiamo sempre così, che voglio una discesa controllata, che a volte ci sono vaneggi. E si parte, inizia la discesa. Vediamo quanto manca. Allora, siamo qua, siamo a Firenze praticamente. Anzi, abbiamo già superato Firenze, quindi che siamo, raga, che siamo. Che siamo. Oh, c'è molta gente a Roma, mamma mia. Ok. Inizia la discesa cumendiana. Con il nostro mitologico Volotea, ragazzi. Dopo mi piacerebbe tanto Vueling e poi puntare in alto. Anche se è chiaro che mi sono un po' limitato, perché se uso sempre la 320 le dura, poi possiamo vedere, perché volendo certi voli potrei farli anche sempre con la 320, ma cioè, tipo, non so, vado ad Emirates per voli non lunghissimi, posso usare anche questo e non un altro tipo di aereo, esempio. Però vediamo adesso, dai, vediamo. E questo è quello che amo di più, sinceramente. È quello più semplice, tra virgolette, per come voglio fare io simulazione. Ok, siamo in discesa per 290, abbiamo detto, e siamo a 330.
Good day. No, non c'è good day? Aiuto. Vediamo se ti errori all'inizio con quel piccolo problema che ho avuto. Ma speriamo bene, però qua vediamo un clima, un paesaggio, uno scenario insomma conosciuto, familiare, perché siamo in Nedaley. Quanti volevano fatti in Nedaley e quanti arrivi a Fiumicino. Il prossimo in Italia che abbiamo è Catania, ancora mai fatto, quindi sarò curioso. C'è il prossimo, ce ne sarà forse un altro prima, perché forse ne voglio registrare un altro fuori prima. Vediamo, adesso valuteremo tutto. Certo che voglio il partenza e arrivo, voglio Venezia, pretendo la mia meravigliosa Venezia. Air Malta. Va bene, va bene, va bene. Ok. Cioè qua devi farmi scendere però, porcone, perché sai che io ho sempre l'ansia da torre di controllo. Così. Va bene. Molto bene. Scendere 3005. Vediamo un attimo. Sì, scusate. Ok. Vai giù, porcone, vai giù. Guarda che bello però, c'è fiore che sport. Ragazzi, ma dove vogliamo andare? Ok, una discesa importante, Beppe. I cieli. Speriamo bene. Ok, stiamo così. 8007, non manca tanto, Ci siamo ormai, raga. Ci siamo. Spoiler armati. Abbiamo tutto. Insomma, io mi prendo sempre un po' prima per sicurezza. L'importante è che non mi dia errore. E mi giri qua. Devo allinearmi da solo e fare tutto da solo, quando in realtà ho fatto un FR normale. Ogni tanto sto vaneggio, fatalità in sti momenti. Vabbè, adesso fare tutto da solo e pregare. Però che palle, trovare la pista, tutto. Cioè, quando ho fatto un volo registrato in maniera diversa. No, adesso ci sto bug maledetto. Lasciamo perdere, guarda. Lasciamo perdere. Grazie, amore, grazie. Non mi posso neanche godere il primo arrivo in Italia a Roma. Vabbè. Adesso vediamo. Abbiamo anche il traffico. A un certo punto devo togliere il pilota automatico e fare un avvicinamento da solo. Cioè, manuale. Ma perché ma devi andare qua? Perché giri a sinistra? Che cazzo ti stai sparando? E non a caso non ho proprio l'ILS, non ce l'ho. Ma perché sta roba, la Wizz Air là? Ma perché sta roba? Puttana miseria, scusate, sono incazzato nero, fioi. Guarda, qua c'è quel traffico ovunque, questo si sta suicidando. Qua c'è Roma. Io devo bestemmiare. Ma porca miseria. Oh. Aspetta.
miles southeast. Se lui ha preso questo, 34 right approach. lo faccio andare per un po', così almeno mi dà un minimo e dopo però devo toglierlo. Mamma mia, prevedo cose brutte, raga, eh. Prevedo panico, 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 paura. Velotia 7. Sono i vaneggi che non si capiscono perché devono succedere. Mamma mia, cosa sto rischiando, raga? Cosa stiamo rischiando, Beppe? Ma sì, ma sei uno stronzo, scusatemi le vicissitudini, ma autorizzati l'atterraggio sulla 4034R senza ma non lo so, ora sto incazzando, fioi. Vediamo. Ok, beh, ce l'abbiamo davanti comunque. Ce l'abbiamo davanti. Aspetta un attimo. Dai, non possiamo. Adesso stiamo attenti qua. Che dobbiamo togliere il pilot automatico. Qua però sicuramente se mi dà il 100 qua rido. Cosa è andato storto, Beppe? Ma abbiamo anche le Wizz Air davanti, proprio la sfiga delle sfighe. Ok. Siamo da soli adesso. Siamo da soli, Beppe. Siamo da soli con un Wizz Air davanti. Ho un po' paura, Beppe. Oh, concedetemi un po' di paura. Non si capisce cosa è successo. Mi ha dato questo bug. Mamma mia. Sì, poi con un aereo che sta atterrando. Ci speriamo di andare in go around sto porco. Guarda che non va in go around il mignottone. Non va in go around. Ok. Non l'air mal. Sì, ok. Go around. Bene. Grazie, perché io non vado in go around. Mamma mia, siamo un po' corti, leggermente forse. Niente da fare, purtroppo è così. Ok. Dai, Kume, piano, ci siamo allineati. Mamma mia, volevo fare veramente il miracolo, però, eh. Devo scendere, se no sono lungo. Brusco, chi se ne frega. Non so se me lo dà. 100 neanche stavolta. Ce l'abbiamo fatta però, ragazzi, bravi. Bravi tutti. Anche perfetto, ma abbastanza allineati. Guarda, è colpa della torre di controllo che spara vaneggi biblici. Non ho parole per definire cotanto scempio. Allora, ragioniamo un attimo adesso. Purtroppo atterraggio che non è andato, nel senso o il GeForce, che ne so. È andato a quel paese, peccato. Speriamo non sia l'unica cosa, perché mi girerebbero i maroni, sinceramente. E vabbè. Volevo godermelo di più, invece il gioco ha deciso. Me lo meriterei il 100% solo per l'atterraggio che ho fatto
tra virgolette manuale, cioè. E siamo riusciti anche a arrivare su Oro verso i Gate. Runway ground Velotia 7 request taxi to the gate. Velotia 7 taxi to gate 508 using taxiway Delta Charlie Delta Charlie Delta Charlie Bravo November November Golf Golf November Zulu. Vediamo dove dobbiamo andare. 08 via taxiway Delta Charlie Delta Charlie. Sarà lunghetta. Ah, ne ha atterrato anche un altro, bravo. Velotia 7. Molto bene, ok. Helium ground Vueling 62 Il Vueling, kilo ready to taxi IFR. il mitologico Vueling. 6226 taxi to and hold short of runway 25 Forse l'aereo prossimo, la settimana prossima, chi lo sa. Golf Delta Delta Mike Bravo Bravo. Andiamo alle offerte. 127 decimal 6. Ancora un bel tempo. Taxi to and hold short runway 25 using taxiway Sierra Hotel Tango Bravo Golf Delta Delta Mike Bravo Bravo Vueling 62. Ma stavo... Ok, siamo a posto. Stai fermo, Vueling, io non mi fermo, te lo dico. Questo però non è un Vueling, cacchio è? Air Europa? Cos'è? Air Europe? Boh, non l'ho capita, Beppe. Eh sì, non è il Vueling questo. Ok, comunque è atterrato, bravo. Mamma mia, raga, che pensavo di non farcela, sono sincero. C'è andata bene. Bene. Qua andiamo a atterraggi. Boh, forse Helium ground Vueling 76 Lima Golf requesting the end of pushback. mamma mia, che casino. Vueling 76 Lima Golf request to end pushback received. Il British è in partenza. In partenza il British. Helium ground Vueling 76 Lima Golf with kilo ready to taxi IFR. Vueling 76 Lima Golf taxi to and hold short of runway 25 via taxiway Hotel Papa Delta Delta Mike Bravo Bravo. Tanto Vueling, signori. Noi qua ci sta mettendo di più a rullare che a fare il viaggio. Arrow. Helium clearance delivery KLM 900 Alpha ready to copy IFR clearance to Schiphol. Vueling 76 Lima Golf. Hold Very good, Beppe. Very good. Ok. Velotia 7 hold position. Ma stai buono. Traffic. Hold position Velotia 7. Mi hai rotto i maroni. Helium
ground KLM 90 Alpha with Kilo ready to taxi IFR. Oh, con un with vicino, che bello. Alpha taxi to and hold short of runway 25 using taxiway November Golf Delta Delta Mike Bravo Bravo. Contact tower on 127.625 when ready. Ok. Velodia 7 continue taxi. E ci siamo, Beppe, ci siamo. 678 heavy continue taxi. Roger, Velotia 7. Ecco il nostro ometto. Taxi to and hold short runway 25 via taxiway November Ok. Delta Delta Mike Bravo Bravo KLM 90 Arrivate, siamo arrivate. IT Aero 678 heavy. Allora. Servizi di terra, bagagli. You may ground Velotia 7. Could you please send the baggage? Velodia 7 baggage is on the way. E il catering. You may ground Velotia 7. Could you please send the catering truck? Velodia 7 the catering truck is on the road. Ok, ciao ragazzi. Chiudiamo tutto. E siamo arrivati. Bagagli e parcheggi. Mo vediamo la situa. Allora. Quanto abbiamo fatto? Sopra 90, spero di sì. (94), quindi più di un errore. Addirittura l'atterraggio sbagliato, cioè, sbagliato sia landing rate che landing G-force, purtroppo, lo sapevamo. E nell'approach, sì, immaginavo anche il max pitch angle o quello che volete voi. Vabbè, insomma, 3 errorini, 94%, il sto cazzo dei 100 non arriva, ma ci divertiamo perché ce l'ha insieme. Come si dice, sono sicuro che possiamo tranquillamente portare a casa il 100. Solo che siamo un po' sfigati anche perché il programma fa le bizze. Vedi qua, vedi 95, 94, però qua vedi che ho fatto un bel atterraggio, quindi l'atterraggio conta molto ovviamente nell'esperienza. Va bene, andiamo nella dashboard. Voglio un ratio superiore al 90. Eccolo qua, 97, questo è importante per poi la compagnia che mi vuole dare lavoro, insomma. Qua ci stiamo avvicinando, insomma, manca ancora un po' per diventare primo ufficiale, però ci siamo, 17 voli fatti, 24 ore di volo, tutto regolare. Raga, un saluto dal comandante veneziano, ci becchiamo con il prossimo volo con Volotea. Ciao!